Allora, è l'1:49, quindi mancano 10 minuti alla partita. Io lo dico prima, la formazione mi sembra logica. Perché Luperto terzino sinistro può rimanere più bloccato, con Di Lorenzo che può spingere, Lozano, Milik si possono integrare bene. Yababel! Oh no! Dai ragazzi! E ma che facciamo? Una volta che la formazione era logica, una volta! E noi che facciamo? Ma dai, basta, madonna mia! Dai, dai! Anzi, Gasperini urla! Bravo! L'Atalanta, Lozano fermato con le cattive da Rafatoloi, giallo per il brasiliano. È ottimo. Fabian calcia deviato, Gollini, Milik, palo, ancora Milik. La palla No! Gollini, incredibile. Callejon, fallo su Fabian Ruiz da parte di Palomino. Fermo, guarda. Però non è qui fuori gioco, quindi sarà dopo. Non era fuori gioco! E quando cave su Lozano, mamma mia! Lozano adesso comincia a rompermi il cazzo! Cominciamo! Può andare dentro da Lozano, c'è anche Milik alle sue spalle. Buono! Lozano che va col destro, colpisce Palomino, poi Zili. Meglio, ha fatto una bella cosa Lozano. Dai, dai! Bravo! E qua è ostruzione. Lo vedi? No, cazzo! Merda. Devi ammonire. Questa è la seconda che manca. Ma proprio serio, non puoi. Dai, dai, devi ammonire! Basta! Madonna santa! Milik, incrocio dei pali del polacco. Come le tira queste punizioni, quei tre saltelli. Siamo proprio al limite dell'area. Però da Fabian, anticipato da De Ron. Mamma mia, bravo! Ci sta! Qua ci stai! Qua ci stai! E vai! Meritiamo, meritiamo! Buono! No! Uè! Fuori! Fuori! Bellissimo! Te le piglia, bravo! Zielinski sta facendo un partitone, Mi rivolgo a te, amico subscriber, che odi Zielinski, ha fatto un partitone. E sarà la nostra rovina, perché mo Ancelotti dice, vedi, non abbiamo bisogno di Allan, possono giocare tutti e due insieme. Ah, non hai abbracciato! Dai! Dai! Dai, VAR, dai! No, no, ma va bene! E fammelo vedere di nuovo! Niente, non si vede più. Fate le persone serie. Non guarda proprio il pallone, si gira proprio addosso a Llorente. Subito. Subito. Schifo. Va lui addosso al braccio, vi rendete conto che non lo guarda proprio il pallone? E non lo va a vedere, a me questo mi fa incazzare. Vallo a vedere. Loro non sono certo tifosi del Napoli, che stanno dicendo così, io non parlo. Buona per Timbabu. Ma non far vedere il fermo immagine. Devi far vedere il movimento che fa lui verso il braccio. Siete disonesti. Siete disonesti. Ma veramente stiamo facendo? Oh! Schifo! Schifissimo! Non ho più i telecronisti perché l'altro streaming è passato alla Juventus, quindi niente più telecronisti, siamo in ritardo. Altro calcio di rigore, andiamo avanti. Lieva stomma e merda! E fammi vedere la partita! Mannaggia. Ma Virisi me l'ha già guardato così. Siete delle merde proprio. Allora, io non so se devo fare il video a caldo o se devo aspettare, perché questa era la partita dove bisognava parlare bene di Ancelotti, bisognava parlare bene della partita tatticamente, dove abbiamo incastrato l'Atalanta con i nostri giochi tra le linee. Era proprio questa partita qua, devo dire la verità, la formazione logica come avevo visto all'inizio, anche la fortuna che quando si infortuna Allan, Zielinski ha fatto un partitone. Quindi hanno funzionato quasi tutte le cose, dico quasi tutte perché ancora Koulibaly sta a Piez,
Però il resto bene, cioè se la sono cavata praticamente tutti e io poi mi devo sentire, devo vedere, non lo so. Allora, voglio rivederla 500 volte perché bisogna rivederla 500 volte, però si può anche non dare il rigore, ok? Voglio essere impopolare, perché tutti stanno scrivendo scandalo, io per primo quando l'ho visto. Si può anche non dare, perché si può pensare che Llorente allarga il braccio prima, anche se si vede chiaramente che il difensore è lui che va incontro per placcarlo e si prende il braccio in faccia. Ma se tu difensore guardassi il pallone, andresti verso a prendere il pallone, non verso il braccio di Llorente. Quindi per me è rigore tutta la vita. Ma si può, mi metto nei panni di quello dell'Atalanta che dice ha preso il gomito, quindi è fallo di Llorente. Ok, mi metto nei panni di quello là. Ma tu arbitro lo devi andare a vedere. Voglio il rispetto della mia squadra. Non puoi essere sicuro, non puoi fidarti. Non posso accettare che il VAR ha detto tutto a posto. Non lo posso accettare. Devi andarlo a vedere. Ci sono 22 giocatori in campo che stanno protestando. Devi andarlo a vedere. Tu che fai? Niente di meno, finisci con le spellere pure Ancelotti che stava dicendo calma, andate a giocare. Li stava riportando sulla calma. Come fai? Cioè, io che non ce la facevo a mantenermi, come fai a mantenere a quelli che si sono visti un rigore negato e si sono presi il gol? Come fai a mantenerli? È stato addirittura assurdo che hanno continuato a giocare. Perché lì un capitano spiglia e se ne va. Sono due i modi da fare. O sei talmente forte di te stesso che praticamente prendi tutti i tuoi giocatori e gli dici guagliù, palla al centro, facimo terzo, mo. Questa è una reazione. La seconda reazione possibile, visto che non ce l'abbiamo questa forza, la seconda reazione possibile è te ne vai dal campo. Perdi 3 punti a tavolino, è uguale, tanto il campionato è finito. Perdi 3 punti a tavolino ma te ne vai dal campo. Perché io devo essere rispettato. Tu arbitro devi andare a vedere il VAR. Devi starti 10 minuti a guardarlo finché non sei sicuro, perché questa partita decide il campionato. All'Atalanta non se ne fotte perché l'Atalanta non sta giocando per lo scudetto. Si può giocare la Champions se gli va tutto bene, ma a noi è importante. Qua noi siamo in crisi, dobbiamo... La crisi è per quanto riguarda... No, non ce la faccio. Mi fermo, questo video probabilmente lo posterò poi dopo perché è lunga ed è difficile e devo ragionare.